ringraziarvi, signore Presidente. Avant tout, remercier et saluer chaleureusement ma collègue Muriel Lefagne pour son travail, Nadine Nivajon qui s'est associée à ce travail-là. Saluer tout de même, ce n'est en rien commencer par des excuses, mais souligner quand même que Muriel Lefagne, qui a eu la lourde charge de ce travail-là, ne vient pas de cet horizon-là, si je puis dire, qui est celui de la langue, et qu'elle s'en est parfaitement sortie. Et je voulais chaleureusement la remercier, et ça nous fait du bien à tous. Et je crois, à partir de ce travail de la Commission aussi, que beaucoup ont pu prendre conscience, ou davantage prendre conscience, que la langue ne pouvait pas se sauver d'elle-même, elle ne pouvait pas se sauver uniquement à travers des entreprises individuelles, aussi louables soient-elles, et que la langue, je commencerai mon propos par là où Muriel Lefagne a terminé, c'est notre bien commun et c'est un bien public. Donc, io in corte parole penso che uno di sbagli che abbiamo fatto collettivamente, dico, sino di forse di aver troppo considerato la lingua corsa come qualcosa di intimo, come qualcosa di privato, come qualcosa per esprimere unicamente i nostri intimi, e ci siamo appena scordati che la lingua corsa, se la consideriamo esso che lui c'è su piano, mica in modo rivoluzionario a suo livello qui, ma ahí c'è chiaramente la lingua corsa è di un bene pubblico e di tutti è una parte d'animo, di sua originalità, e se è un bene pubblico la lingua corsa deve ricevere, e sicuramente sono un'epoca di primore che sono i nostri, che sono i miei particolarmente, deve ricevere tutti, se posso dire, gli ingredienti a roba di una politica pubblica. E vorrei rammentare in due parole, di ha fatto a mi palma, la ripeto in semiciclo. La formulazione di obiettivi. Chi vogliamo per la lingua corsa? Chi sono i nostri obiettivi? Chi sono i nostri obiettivi a corto andare? Chi sono i nostri obiettivi a mezzo andare? E chi sono i nostri obiettivi a lungo andare? E secondo gli obiettivi che noi formuliamo, che noi riteniamo collettivamente e affiancati dal popolo, secondo gli obiettivi, hanno cambiato il calendario e hanno cambiato i mezzi. Primo punto, la formulazione degli obiettivi. Secondo punto, il calendario per sostenere e puntare l'obiettivo. Terzo punto, i mezzi. I mezzi, ce ne due all'ingrosso, sono i mezzi umani e sono i mezzi finanziari. Dunque a ogni obiettivo corrisponde una temporalità, e a ogni temporalità e obiettivo corrisponde un insieme di mezzi finanziari e umani. Ultimo punto, e a ciò che è scompartuto in semiciclo da altri, se è un bene pubblico che riceve una politica pubblica, ci deve essere una valutazione a principio di un diagnostico, una valutazione a fuori a misura di messa in ballo delle nostre pubbliche e una valutazione a fine per vedere se l'obiettivo è stato toccato. È più semplice a dire tutto questo che mette in ballo, ma a parte da un piano e un voglio mica incalcare non una misura in particolare o non un'altra misura, semplicemente dire a parte dalle nostre discussioni, di ciò che noi sappiamo, dai nostri studi personali rispettivi, intanto che provvisionali di lingua o intanto che eletti, semplicemente di collettivamente che ci tocca in lesimane in limesa bene a mettere a palese esattamente ciò che noi vogliamo per la lingua e a interrogarci se noi siamo capaci, secondo la temporalità scelta, a far corrispondere i mezzi budgetari e umani di peta ciò che noi vogliamo fare per la lingua. E compio dicendo che la SIP a livello di un rapporto o che la SIP a livello di un futuro rapporto dell'esecutivo di politica linguistica si deve, secondo me, arrivare a due fatti. Voglio dire che non voglio mica incalcare un'azione di più che un'altra. Perché? Perché la lingua è un fatto sociale a tutti i livelli della società. E dunque la nostra politica linguistica non deve essere mica pensata di peta un settore, di peta l'altro settore, non deve essere mica pensata di peta una possibilità e mica quell'altra, deve essere pensata in modo sociale, in modo totale, in modo collettivo, e
mette in ballo una politica che possa toccare, anche pure se è assai ambizioso, assai difficile, ma non ha un calendario che noi ci imponiamo, che la possa toccare l'insieme di settori della società e so chi boita attraverso questa sintesi di conclusione, so che abbiamo cominciato a dire, il sociale, l'economico, i media, l'educativo, mica uno contro l'altro, mica uno di più che l'altro, ma tutti insieme perché è la lingua di un fatto totale. E compio, secondo punto, da mettere in ballo la nostra politica linguistica, tutto ciò che ha detto si deve fare e arripiato in un rapporto in modo securizzato per le politiche pubbliche, per le istituzioni e per i cittadini e per noi altri corsi che noi siamo. Non si può mica accettare, non si può più accettare che le nostre politiche linguistiche che noi vogliamo mettere in ballo e le nostre piccole azioni come quella di parlare corso in semiciclo, che gli si ritrovino sempre impettate a un rito. Non la possiamo mica accettare, che noi chiamiamo che ufficialità o mica ogni pochi qui sanno a che punto sono liato a questo concetto qui. Il concetto di ufficialità da ogni pochi UR per istituzione e da ogni pochi riti per ente. E semplicemente so che abbiamo voluto negoziare e so che abbiamo continuato a negoziare con il governo, il dovere di istituzione, il diritto dei cittadini. Non è mica chiamato ufficialità, a parola non c'è mica, i fatti sono messi in realtà, sono posti qui insieme ai cicli, sono stati votati all'unanimità e ma continuiamo a negoziare in questo senso qui e io sarò più tardi felice se noi otteniamo su diritto per istituzione e su dovere per istituzione e su diritto per i cittadini e per i nostri figlioli. Ecco, io voglio semplicemente ringraziare quelli che hanno portato sul piano, sinceramente, e dirvi che continueremo a lavorare in questo senso e voglio semplicemente rammentare qualche fondamento di una politica pubblica perché la lingua ferma un nostro comune e pubblico. Ringraziabile.